mischino, guarda come è tutto ingunocchiato. E di chi è la colpa? Mia? Chi ha detto che è colpa tua? Perché di sul caffè e batinni, va? Ce l'hai con mia, vero? No, e perché mai? Maria, non me la sono sentita di buttarli fuori. Oggi vedo lo zio Ernesto, oggi stesso se ne vanno, non ti preoccupare. Se tu invece allo zio avessi telefonato ieri... Se ti ho detto che il telefono l'ho perso. Ah già, il tuo telefono è stato tumulato insieme al cavaliere Ferlito. Luire, cos'hai? Il numero dello zio Ernesto non lo conosco a memoria e quindi non ci abbiamo potuto chiamare. E quindi avevamo altre due belle cappate sopra la panza. Senti Carmelo, parliamoci chiaro. Quei due sono pazzi da ricoverare per tutta la vita. Ma ti rendi conto? Quella si è messa in testa di essere incinta e non vuole sempre i ragioni. Ma dico, siamo pazzi. No, i pazzi sui... Noi al massimo potevo essere un poco scattiati. Ci metti sto zucchero? No. Ma ci potevi mettere un po' di zucchero? Senti, è là lo zucchero, se vuoi se lo metti. Passavo di detto. Chi è che ride? Tu partita. Ma vecchi Anselmo che ti pare meglio? Chissà prima o poi ci vanno a spiegare come si fanno i picciriddi. A proposito, a te tu spiegaro? Perché ho l'impressione che magari tu avresti bisogno di una bella ripassata sull'argomento. Maria, sempre una cosa. Va bene, lasciamo perdere. Lasciamo perdere che è meglio. Torniamo ai due piccioncini. Io ti avverto, in casa mia non li voglio, punto. E va bene, io ti ripeto che oggi stesso se ne vanno, punto esclamativo. E tra l'altro dovrei accompagnare il nonno a casa sua. Come schifiucci vai io questi lui qua? Sulla sosoli gli stati combinano. Va bene, ci porto domani, dopodomani, non muore nulla. Moro io, se non se ne vanno tutti pari, moro io. Aspetta. Oggi è il 31, oggi l'agenzia fa menzionario e tra l'altro abbiamo un viaggio solo, quindi io mi spiccio presto. Facciamo che appena torno io, te ne vai tu con nonno. Ci siamo? Sonaro! Ah? Sonaro! Ma sai che tuo nonno... Sì, me ne sono accorta pure io. Figurati, coincidenza e basta. Coincidenza. Può essere. Infatti nessuno sta suonando. Non lo vedi che ho ragione io? Coincidenze, vero? Chissà, ma varo, magari quando dorme. Un lattaro! Era il lattaio. Senti, ti dico che tuo nonno è il lattaro, è Mavaro. Tu uomo andare a casa, ne avessimo a fare dare qualche bello tenno. No, vabbè. Comunque, ora me ne vai così ficitato. Sì. Ciao Maria, mi vediamo più tardi. Sì, Patini, va. Ciao. Maria! E chi è? Ossia solo quando un uomo mi sa da come mi chiamo. Quando si mangia? Ora ci prepara il latte. Come latte? La pasta? La pasta più tardi, per ora c'è il latte. Ma cos'è che ne stai tutto inciccato? Ma viene che resto un mano, non si rompe il buono, lo sai, vero? Lo so che non si dorme bene. Ma così non si deve preoccupare, perché tanto non ci dormirà più. Stai tutto inciccato. E si sta a lavare. Ma io perché mi può caire così? Boh. Che ci faccio qua sopra? Ancora qua, Si sta a lavare. Che camurria con sta lavata! Me lavo! Non si possono buttare più sta cristiana, va! Senti, perché ti avviso prima, me lavi bene, in ginocchio, o a barotto, mi faccio magari un bidet, ma a mano non me ne lavo! Alessia, fermati. Ma chi è, si mio? Ma chi? Anselmo, si mio. Ma come si mio? Ma scusa, non avete dormito insieme? No, Iddo nel suo lettino, io nel
mio. Ho capito, ma eravate nella stessa stanza, mi pare. Boh, io non l'ho visto. Anselmo? Anselmo! Uè, E chi può essere? Io sono Maria. Esci fuori, per favore. aspetta, stai cercando Alessia? Ma un messo cercando, cretino, in 6 cassetti! Adesso! Esci, che Alessia è qua! Come? Alessia, ciao, che bella mi voglio scaldare! Di che è tutto in bagno, magari sotto letto! Eppure io che ho cercato. Sotto letto? Non mi ricordo. Ma tu non eri. Da dove poteva essere, cuccato? Ma io non t'ho visto però. Vabbè, ma è normale. Anselmo, ma perché non le fai mettere gli occhiali? È brava scongiuruta. Ticcio congiore, chi da sempre stesso non ci vede. L'occhiale là per bellezza. Oh! E chi è questa bella signorinella? Nonna! Nonna, andiamo a fare colazione! Dopo. Andiamo. Ah, Nanni, già ce la presentai. Che anno era? Può essere che era terzato, ma magari Danna aveva tutta sta roba. Ah, un anno! Oh, quale anno, Derito? L'anno scorso, 2 anni fa, quando schifino la presentaste? Ma quale 2 anni fa? Ce la presentai a Sira. Ah sì, dai. A Sira. E io non mi ricordo niente. E che sai? Signorinella, permette? Scusi, ma lei chi è? Un altro cugino? Ma quale cugino? Chi è? Nonno Pasquale. Uovo Pasquale. Chi ha scendo con l'uovo? Pure un dai, Caterina, ah, casi. Vedi che pure un dai, chi sei? Chi da surda? Siciliana! Comunque, complimenti per il vestitino, signorina. Che ci sta troppo Nonno, buono. il latte si è raffreddato, Andiamo. Che facciamo? Su vestito non ce l'hai dire che è meglio. Alessia, tu vatti a vestire, che è meglio. Che sta dicendo? Quando si veste, signorina? Se lasciasse sempre il suo vestito. Alessia, vatti a vestire. Non si vestisse, con questo puoi dire magari a ballare. Ben da parte, Alessia, vestiti, per favore. Oh, da chi la mettere, capicchi fresco! Dove? Già, non ne devo ir a una famiglia che sta facendo veste. Ma chi si veste? Sì, Avanti. sì, tassi. Facciamo colazione. Ah, facciamo la smaccia. Speriamo che non si fici niente. No, speriamo che non rompio niente. Alessia! Gioia! Ti hai fatto male? No! Ai. Meno male. Avanti. C'è qualche cappuccino? No, sono tutti chiusi in convento. Convento. Chi è? Una battuta? Troppo cavolo. Troppo fritto. Porta mai pasta. No, ora ci porti i cutuletti. Buone magari. Oh, io che mangio? I cutoletti, non sentiste? Senti, Anselmo, il caffè te lo sei preso. Se hai fame, qua c'è una fetta biscottata. E che sogno malato? Non hai cornetti? No, almeno io spero di no. Comunque, se tuo cuscino mi fai i cornetti, sarai avvisato. Io ne hai caputo niente, che tu capisci. O si è già caputo cosa? Che certo, sta dicendo che ora porta i cutolette. I cotoletti di mattina, nanno. Ma perché i cutolette devo mangiare di notte? Bene, ti piangi. Una volta per vedere i cotoletti. Ah, ma ti pare che mia sorella è monsignara? Ma perché? Esso sono che porta i cotoletti. Ma la sentiste con i stili stessa? Ma che sei giornato, figlio mio? Ma perché chi è sto soro? Mai saputo che la moglie di mio cugino è sto soro? E qui la moglie dopo che? No, come lei dice che da Caruso qua. Caro Arturo, mi pare che tu dall'anno scorso ora stai peggiorando. Io invece a Bozio lo trovo meglio assai. Avete finito? Abbiamo finito, grazie. Bello caffè fritto e amaro, mi vippi. Una bellissima fetta biscottata, sicca e liscia, mi mangiai, stai scoppiando. Ha visto che la cotoletta non ne buttavo. Oh, ma lo sai che sei tragico? Perciò tu dopo caffè ti volessi mangiare la cotoletta, ma che storia poi hai? Senti, questa tazza di latte è per Alessia. Quando si spiccia, gliela fai bere. Alessia, la mezzita. Ah, Alessia. Qui è Alessia. La mezzita? Ah, sì. Sì. Ma che mi fai? Stanno dopo le anno. Lo sentite? Come può essere? Ma non mi pare di Ingia. E allora è da fare. E sono le di Ingia e di fuori. Giusto. Aiuto!
vuol dire che è Alessia? Ma qui è Alessia. A mezzita. Aiuto! Mi volete rapire! Mi stai chiusa qua dentro! Rapitemi! Alessia, Alessia, che aspetta che te la... Ma ti scema, era detta. Oggi mi senti pesta! Non trovavo l'uscita! Cascai in terra a due vuoti! Sbattiva dalla testa! Dopo sta testa giovane, va bene, niente ti succede, non ti preoccupare. Ai ai! Assetti, devi trovare. Assetti. Buongiorno. Buongiorno! Ma questa è bella figlia Caglianci, chi hai? Da pai! Quando eri mica? No, ora. Che è successo? Prendi da palla adesso. Quando era Nica? No, ora. E com'è stato? Ah! Ora mi faccio contrario. Voi due, andate a vestirvi. Chi è che vuoi? Andate a vestirvi! Che facciamo tutta chizza? Te andate che forte, ah? Come è che io come un bel servizio di queste robe là io dei? E perché non ci va? E va bene, forza, ci faccio compagnia io, no? E me ne spogliare con te, eh? E che ci fa? Non siamo un sogno mascolo magari io. Io picchissimo non mi voglio spogliare con te. Avanti, forza, camminiamo. Stavo compagni. Ma non mi posso spogliare solo. Camminazzi! Vai a capuriare, ogni tanto ma a capuriare. Tu chi sei? La cuginetta? Da pai. Da pai a destra. A destra da pai. Vada così da pai, vada. Alessia, non c'è bisogno che me lo fai vedere, ho capito. No, ti volevo fare... Assettiti. Manci. Tu pensi che il bambino si è fatto male? Quale bambino? Come quale bambino? Il bambino che c'ha nella pancia, chi è? Tu scudasti? Ah, no, tranquilla. Bevi il latte. Il latte ci fa bene al bambino. Ha voglia, sì. Senti Alessia, posso farti una domanda? Se è facile, sì. I tuoi genitori lo sanno che sei scappata con Anselmo? No, ma che sei pazza? Mio papà è il generale dei carabinieri. Sì. E tua madre? Mia madre è la moglie del generale. Ah, naturalmente. Naturalmente. E tu che intenzioni hai? A casa ci torni o no? Sì, ci torno. Dopo che nasce il bambino. Senti Alessia, a proposito del bambino, io ti vorrei Lo parlare... sai, io ho pensato anche il nome. Ludovico. Ti piace? Sì, bello. Però io credo che tu devi ragionare e devi accettare l'idea che non c'è nessun bambino, che tu non sei incinta. Io sono incinta. Incintissima. Più incinta di me non c'è nessuno. Ma come fai a dirlo se non hai nemmeno fatto le analisi? E tra l'altro tu e Anselmo non avete avuto... Ma che schifo ne sai tu? Che schifo ne sai? È che tu sei invidiosa. Sei invidiosa perché io sono incinta e tu no. Alessia, ti dico soltanto una cosa. Vaffanculo. Vaffanculo tu. Sì, però sulla mangiucata la scupa, possiamo giocare buono. Non come un po' vicina di Natale che mi dici siamo neri. Senti, tu ti conformi perché non sai giocare, gatto non è cosa tua. Va bene, va bene. Alessia, cucciolotto, e che te la stanno sulla... Non è Maria. A fare in culo. Va bene. Senti, devo fare una partita a scupa con mio nonno? A scupa? A scupa. Vabbè. Avanti, forza io che magari... Io che sapevo giocare a scupa. A Margherita sapevo giocare buono, come Posso assettare? Facettarsi, io che Margherita, che è bravo. Avanti. Avanti. A reminarsi, chiaro per tutti, dunque, eh? Stiamo giocando a scupa, va bene? Ho capito, a scuola. Sei a rimanere. Vuoi essere preciso, vuoi cosa, non essere chiaro. Vabbè. E allora? Come stiamo giocando? Alessia, cucciolotta. Vabbè, mezz'ora che dico che stiamo giocando a scupa. A scupa, va bene. a A scupa. scupa. Posso A rimanere? reminare. Avanti. Gli alzamici. A cudocche, sai, ci? A tesoro. E perché si sta partendo la così?
Io tu manna, Ma poi dice che uno non deve dire bestia. Ti stai dicendo che ci tocca al tesoro, a Ida. Ma perché chi è tesoro? E da chi è tesoro? Questa è la mia fidanzata! Alessia, cioè, diccelo magari tu! Che cosa ci devo dire? Che sei la mia fidanzata! Ah, sono la fidanzata incinta. Incinta? Incinta. E come sei incinta? Tu? Allora già passa troppo, tu vuoi incinta. Ma vuoi dire che ci piace da ridere? Niente. Avanti, piazzaci. Poi dice che uno può essere a nascere pazzo. Non mi disse che tocca io da chisarici! Prima, ma mi sta dicendo che la Carusa è incinta e è meglio non farla lasciare passare, no? Ma, certo, si sta pazza. Avanti, che ne stiamo giocando? E chi ne potremmo giocare? 10 euro. 100 euro a partita. 1000 euro a partita. Ah, già benissimo, 1000 euro, io non l'avevo 1000 euro. Sì, perché sto manco io. E allora? E allora muto e gioca, e com'è? Ma perché chi vengo io a giocare? Ora tu rico, I gatti le dice lei. io i fici carte. E quindi gioco io, no? Tiro io. Vuoi giocare tu? No. Io tiro, uno si è abituato a giocare. Avanti. E io ci brisco le nidi. Ora tiro. Chi la briscola e finita. A com'è a briscola? A spade. Allora ci vai un liscio. Bravo. Oh, pensate facendo un essere pazzo! Penso che stiamo giocando a scopa! Ma perché ti sta incazzando? Lo sapevo, gioca, tira. E che tirare se non sai che manco come minchia stiamo giocando! Oh, senza rimane parola, non mi trugno un colpo di bastone in tuo battesimo, capisci? E io vi rugno un coppio di pistola a legno. Troppo bella sta mezzana lì! La persona pare vera. È vera. Amici, la vera! Ma che siete scemi? Finitela. Giusto, se la mai giocare per io. Stiamo giocando? Ah, vabbè, allora stiamo a fare. Aspettate. Aspetta. No! Aspettate. Calma. Oh, Oh, non già faccio più, mi state facendo sciamonire a mia. Avanti. come giocava a bottellare? No, guarda, io faccio l'altro. No, all'altra la faccio io. E noi che facciamo? I cretini. I cretini. I poliziotti cretini. Bello, mi piace, io mi voglio tutti crediti. Ma stai dicendo, io non faccio poliziotto cretino, io faccio chi non intelligente. No, tutti lui cretini. Non sono i cretini. Alessia, ma sai che hai l'impressione che ci vedi meglio? Sì, un poco meglio e non pareuci perché ci sento. E come successe? Tu ci credi ai miracoli? No. E manco io. Aspettati. Sì. Cugina Maria, puoi venire per favore? Ma che stai facendo? Che è questo casino? Sta giocando. Ma tu che vuoi, cretina? Senti, ma che state facendo? Senti, Anselmo, per favore, t'assetti e mi spieghi cosa state combinando. Forse non ci siamo capiti, questa è una rapina! La faccio il latto solo, la rapina. Ma che sta civile, ci senti? Tu ci credi ai miracoli? No. E manco. Senti, Anselmo, per favore, ti puoi portare a casa sta pazza e ti non vai magari tu che è meglio? Sauccio poi è sciamonito. Ma allora sei completamente rincoglionita! Questa pistola è vera! Quindi ti consiglio di assettarti! Ma che dici, Alessia? Ma Assettiti! Ma quale Minchione! Ma facete passare una calupiditto di fare una rapina! Uno! Dopo 6 mesi che non ne faceva! Sbatti su te feste! Ma per favore, va! Stavo a dire. Dunque, sarò breve. Dammi 20.000 euro e me ne vado.
Perché mi seguono? E qui cillavi. Cillai. E senti, Gioia, guarda che sbagliato indirizzo, perché in questa casa non c'è un centesimo. Ah, Monsignara, i soldi sono a busta con papà Teresa e poi vigilia di Natale. Oh, ma tu a fare un poliziotto, no che ci fai lo spione? Sì, ma sono un bolocciotto cretino. Troppo cretino. La voce dell'innocente ha parlato di una busta. Hai sentito, no? No, io ho sentito la voce dello stronzo. E comunque non c'è più niente nella busta, perché abbiamo dovuto pagare un sacco di debiti. Per essere esatti non c'è più manca busta. Va bene, niente busta, niente soldi. Questi sono molti fami. Sono ricchi, stanno bene. Ma vattene, va. Va bene. Piano B. Lo sai che facciamo? Ora tu te ne vai da tua nonna. Come il cappuccetto rosso. Come a cappuccetto rosso. E ti faranno i tuoi arancini? No. No, ti faranno pasto fondo. Allora se mai. Allora si Ma va. vi state muti se non mi confondo? Che stavo dicendo? Cammina ghirinda nonna. Come il cappuccetto rosso. Basta! Ce la faccio più. Basta. Questa è l'ultima volta. Senti tu, fammi una cortesia, non ti fare sparare. Vattene tua nonna e mi porti i tuoi arancini. E mi porti i soldi! Senti Alessia, guarda che è tutto inutile, perché mia nonna è malata di Alzheimer, non capisce niente. Quella neanche sotto tortura tira fuori 20.000 arancini e 20.000 euro. In questo malaugurato caso qualcuno oggi ci lascia perdi. Ma perché state tagliando a mia? Ti consiglio d'Anna Cariti! Si fissava. Ah! Cosa? Tu! Che c'è Non ancora? fare minchiate, niente polizia, carabinieri, vigili urbani, nudo! Sì, e tu fammi un favore. Comunque vadano le cose, fammelo trovare morto, a questo stronzo. Ma perché me ne sei sotto? Perché ti vuole bene. Senti, io non gioco più, chi sta mi pare che voglio giocare solo io. Non c'è altro, gioca sempre io. Guarda che stiamo facendo, niente. Ma non voglio capire sì o no che siamo due poliziotti cretini. Sì, ma è troppo cretine, non è che potremmo esagerare. Io avevo una mezza giornata che sparo con bastone, non è che posso giocare sempre così. Basta, voglio una pistola, a te, avere cara, a me sta... Fermo! Se fanno altro passo ci sparo! Tu stai vedendo che non ne vuole fare giocare, Sì, ma a mia non mi sta non facendo... scontaglio. Oh, io voglio la pistola. Voglio la pistola, non la rinnovo. Basta! Se non già venite vi sparo a tutti noi! Senza mangiare? Senza mangiare! Milione. Sono tutta suonata magari. Anselmo, Sì. susiti! Sì. Di là nell'armadietto ho visto un bello pezzo di cotta, vallo a pigliare. Che a fare cagotto? O picchiala e basta. Se non mi punta la pistola, non mi O muovo. picchia cotta! Ora ci sei. Peccato delinquente, affugite! Assetti. Sì. Ora aspetta. Nonno! Maria! Sono tornato! E chi è mosso tutti? Bausiti! Ciao Al Piuccio non ti preoccupare, stiamo scherzando. Appio! Non ti scandare, Appio! E per gioco al Piuccio. Giovanotto ti conviene obbedire. Purtroppo io e il mio collega qua siamo due poliziotti cretini e non ti potevo dare aiuto. Vero collega? Non potevo intervenire. Ma pare vero. Emmo, è vera! Cade ce la passa, vero? Cacci nel Che naso! sta facendo? Stiamo aiutando. Senti, tu, Becchino! Meglio che t'assetti! Ma perché? Oh, cazzetti di che si chiamano sola, tu spiega! Mi sembra per tu ma senti, Ma come che ora ci sono? Tu ci credi nei miracoli? No. Mangoniano, ci t'assetti! Voi due, legatelo! leghiamo. Collega, ci conviene obbedire a lunga sta pazza spara. No, mi sentiamo questo gioco, non gioco più. Oh. Alessia, cioè tu però mi appuntare sta mosse pistola, nunca non mi viene buono! Spicciti! Minchia, mi scandella. Ecco, tu ci ho fatto attaccare, vedi? Ma perché? E tu ho fatto attaccare per gioco. Ma chi gioco è? È gnoco! E io che faccio? Ma io sono accavuto niente, fa sempre domani e tu fai un coso. Alessia, chi è che fai tu? E tu fa lo stadio! Ah sì, tu fai l'ortaggio.
Ma come mi sta attaccando? Cagotta, come ti posso attaccare? Un tronato? O t'accasti? Fatto! Maria non gioca? Maria Yoga è andata dalla nonna che mi deve fare un piacere. Un piacere. Sì, signore, si deve fare dare 20.000 euro per me. Perché mi servono? E qui ce l'avi? A nonna ce l'avevi. E tu pensi che la nonna con l'Alzheimer ci vuole 20.000 euro a Maria? Ah, quando le faccia passa, sciogli mi va. Ma un schifo mi buttasti! Ma che si dice? Senti la nonna, se mi contesti faccio minchiata a capazzo pagare. Che ca, prendi sul cappotto. Un negis. Nonna, stai attenta, perché è armata, stai calma. Ma un ne. Un ne. Ci finiamo di fare il budello. Io ti dissi di buttare i soldi, no, tua nonna? Sì, i soldi ci sono, che ci posso fare se non mi è creduta ed è voluta venire? Ma questa scimonita che regala i miei soldi. Sì, molto lieta. E siccome sono mio scimonita, sta attenta che ci posso magari... Ma che sta numerona manco conto? Pasquale, che ci fai ca? Ma come che ci fa qua? Nonna, te l'ho ripetuto 100 volte che il nonno è qui. Ma qui è chi sta? Qui è chi sta? Pasquale, io sogno, Concettina, da mogliere. Io sogno Pasquale. Concettina! Pasquale! Bene, zuccherata! Cosa rugi? Ma un stato! Lo sai quando naviga di cecco? No, guardate! Assai! Non mi rondo più veramente! Ma io assai che di cecco! Magari io ti hai cercato Sì. tutte le bagni, un cancelletto, una cucina, no bagno, no balcone. Quando ero postigno cercasti? Sì. Sotto letto? Magari! Che io non c'era? No! Ma da lì a sto buono! Certo che te ne hai buona! Ma un cazzo era azzeccato! Che esatto, Abbracciami, Concettina! Scusate se disturbo questo bel quadretto romantico. Ne scemo fuori sti soldi, stasera qua finisci male. Scusate, ma qualcuno non mi vuole sciogliere per cortesia? Fermo! Fermi tutti! Nonna, per favore, ne esci sti soldi, a così finiamo. Che cade, avessi un affare canguro e veleno. Grazie dell'augurio. Ma che ci sono solo 20 euro? Come 20 euro, nonna? Non mi dicesti 20 euro! Ma mi vuole pigliare per il culo vecchia asciutta solo che Ma me mogliere sfrunta sola, che ma fai una nonno! Ferma! Posa l'arma sul tavolo! Allontanati con le braccia alzate, muoviti! Io non ho fatto niente, fuito! Ho sentito il colpo di pistola e mi sono precipitata subito qui. Qualcuno è rimasto ferito? Sì, mio nonno, un momento fa pareva morto, Ma non c'è manco sangue! Ma poi a marescialla? Sì, l'ispettore lo ha. Oh, nonno, come si sente? E allora, nonnino, come si senti? Chi è che si fece? Mi sento tutto strapazzato. Ma che mi spararono, cara? Mi spararono. A me da sveglia! Ma non si è chi ci faceva con una sveglia sul petto? Mi sta per l'ora, no? Che grazie a sta sveglia! È vivo, meno male, ma ti stai sentendo male! Che è successo? Signor me, ci ha pensato una sveglia. E lei deve ringraziare sta sveglia se è ancora vivo. Il proiettile evidentemente ha colpito la sveglia e non lei, no? Chi c'è culo?
tanto restai con la sveglia rotta. Ma meglio una sveglia rotta che lei morto, no? Risgraziata, mi rompi una sveglia che vale un sacco di soldi, ora lei ma papa, Lei sta scherzando? ora ma papa. Io già rompi la sveglia, ma che Sì, c'entra sì. io, scusi? Lei sparavo, lei mi rompivo e ora lei ma papa. Ma perché che fuori da sparare? Che non vedi che c'è la pistola ancora in mano, cretino. Signor Pasquale, guardi che a sparare è stata questa bella signorina. Ma voi la mezzità? Ma qui è la sozzita? Ah, brava, perché manca che non c'è sta dicendo che voi, non sai che lei con i sapoti. Io a lei avevo una settimana che lo conosco. Si crede che ancora non ho capito se è troppo cretino o troppo spetto? La prima. Comunque, finitela con queste chiacchiere, eh. Ora lei ricca non esce, ricca ingia se prima non mi fa la sveglia, capivo? Ah, vai, nonno, devi essere contento e... Contento! Ma che stai dicendo, Iaffio? Mi rubi la sveglia, ma scherzi il cretino magari tu, è bella sveglia rotta. Signor Pasquale, guardi che io non ci ho romputo proprio niente. Semmai è lei che ora mi sta cominciando a rompere. Ispettore, non la sa sapere. Piuttosto perché non mi sciogli? A proposito, ma lei che ci fa legato in quel modo? Fugio, bestia d'Anselmo che mi attaccavo. Vabbè, ma era più giocare, no? Dicelo magari tu. Un momento, chiariamo quest'altra faccenda. Sentite, senza canciare nascosto, ora lei per una 200 euro, io signora accompagno. Ma già finisse 200 euro! Ma perché secondo lei quanto vale? Non lo so e non mi interessa! Quanto si taglia? Aspettiti! Mi facesse un prezzo. Ma quale prezzo? Lo vuole capire che la cosa non mi riguarda? Ma lei spara o no? No, non ho sparato, ma se continua così parola mia finisce che ci sparo per davvero! E spara, un nero spara. Basta! Oh, quanto è vero che sono l'ispettore Lemira! Chi è che disse? Dici che è l'ispettore dei Pira. Sì, e io sono il guardiano dei pesci che ne fuma e ti la sveglia rotta. Ma perché ogni volta che ho a che fare con tutte e due, mi torna il tic nervoso. Basta! Mi buttassi in galera, Monini, mi sta dolendo la testa! Aspettiti! Aspettiti! Ma la vuole buttare più davvero un galera? No. Ah, appunto, perché stavamo facendo niente, lei ci stava su giocando. Ma voi Alessia? La mia fidanzata, quando vuol dire che lo devo dire? Ancora questa fidanzata? Ma chi se ne frega della sua fidanzata? Già finisse! Ispettore, mi sciogli per cortesia. Sneghi suo cugino! No. Io o no? Sì. Mi sta facendo confondere. Io ci volevo dire una cosa, maresciallo. Non sono maresciallo, ma ispettore! Ancora a casa, che ne volevo ieri, non girassi con... Aspettiti! Senza Alfio. Carmelo, io mi chiamo Carmelo, ma perché tutte mi chiamate altro? Va bene, andiamo dritto al sodo. Domattina lei e sua moglie dovete venire alla centrale per firmare il verbale. No, mi scusi. Va bene? Ora me l'assassino, non già stai facendo più. Che mi ricia mia. Alziamoci, andiamo, forza! Finalmente. Arrivederci, mi saluti la signora, eh? Una famiglia di pazzi. Grazie. No, di niente, ci mancherebbe. Carmelo. Grazie, Ricchi, grazie, di che cosa? Che mi rompeva la sveglia, da così perché succede grazie, perciò gli sta bene, spara, che non sa per sparare poi, e spara ci dice grazie. Ah, poi chi c'è? Mamma maresciallo. No, mi sciogli per cortesia. Minchione, ma sì una camurria, va! Uno gli ha visto cadere per la testa e a sentire magari a te. Anselmo, fammi la... Ah, ti sta buttando la testa questa cosa, lo vuoi capire che l'hanno buttato in galera? Maria! Che succede? Niente, mi sciogli su. E tutto sto casino, vai! Mi sono defittato, è buono quando a fare... Se l'è portata quella pazza finalmente. È giusto però, sembra mia che succedono queste cose, sembra mia! E a quest'altro pazzo? Quando è che se la portano? Ora viene lo zio Ernesto. Dai. Papà! Papà affacciato c'è. Chi ha uno? Niente, ha attaccato una ucciavota a papà. Oh papà. Papà! Sì. E c'è bello tabellone sotto dietro, tutto pieno di numeri. Carta e pinna, presto! Sì. Aspettassi, nonno! Aspettassi, nonno, aspettassi. Eccomi. Ci siete? Sì. Sì, Due, 2, 25, 25. 25, 48. Ah? 48! 48.
Non era un buono. Si spuzzasse, nonna. 90. 90. 90. Scomparivo. E vabbè, nonno, vabbè, io tanto l'ho scritti. Sì, Vai a sì, sì, giocare. sì, ti vai a giocare Sì, subito. veloce. Mannaggia, già stamattina me ne feci una giocato, se lo sapevo. Vabbè, non fa niente. Aspetta, Carmelo. Cancio di già che sta cravatta che fa un pristone e porta male. No, porta bene. Ah, porta bene. Ma caro papà, scomparivo. Scomparivo tutte cose. Te fai una patta delle gatte? No, mi scudai, nonna anda a cucina. Nonna, vieni, dai. No, non ti preoccupare, mi sento meglio, accompagnami a casa. Perché No, nonna, ma quale casa? No, me ne Nonna, non ti preoccupare. Lei la casa. Io vi lascio soli, chissà quante cose avete da raccontarvi, Poi. Lei è un parente Parente di cui? di Bragarosa, come si chiama? Di Caterina. E me solo. Lei è un'amica? No, io sono la mamma di Caterina. La mamma di Caterina, che combinazione, che coincidenza. La mamma di Caterina. Io sono Pasquale, Concettina. Concettina e Pasquale, Concettina. Io posso fare una domanda un poco intima? Lei è libera? Quando oggi? Quando oggi? È libera quando oggi? No, dicevo, è maritata, fidanzata o è libera? Quale maritata? Sono libera come una passera. E lei? Liberissimo, come un gattiglio. Un gattiglio e la passera e un gattiglio e la passera. E perché non ci diamo del tu? Tanto siamo coetanei, no? Quanti anni puoi avere? 29, 30? Magari gioia. Io c'ho 108 anni. 108, però mi porti benissimo. Io ti avrei dato al massimo 100 anni che condizionato. 100 anni che condizionato! 100
danno il condizionato. No, io sono un po' più vecchietto. Sì. Io ho 40 anni e fice ieri. Ma che bella mano che c'hai. Ci metta la crema. Da una sola. No, da tutto lui. Quando sei simpatico. Tu di più. No, tu di più. No, tu. No, tu. No, tu. Non diciamo migliate. Tu di più. Lo sai, è una sensazione che ti conoscissi di tanto tempo. Strano, anche a me capita questo. Suonaro. Chi? Suonaro, non sentisti? No. Eppure suonaro. Suonaro! Come stanno i miei piccioncini? Sì, è sicuramente lo zio Ernesto. Ciao zio, vieni, accomodati. Ciao zia. Credimi Maria, uno si fa o sanguiaco con questo disastro di mio figlio. Vai da tua zia come se lo dicevo, sì, è esaurita per sei. Esaurita. Eh sì, zia, anche io sono esaurita. Magari tu? Eh sì, anche io. Esaurita. E qui certo nonna. Signora carissima, buonasera, come va? Qui è? E allora, zio Pasquale, finalmente ci stiamo godendo la mogliettina, eh? Non corremo, quale mogliettina? E noi ne stiamo conoscendo ora. Certo, la simpatia c'è, però dopo si vede. Come si dice, se sono rose sfioriranno. Nonna, tu sei sua moglie e lui è tuo marito. E chi è? Siamo punti a capo. E io ti dico, va bene, può darsi che ne maritiamo, ma per adesso ci stiamo conoscendo. Giusto. Se ancora non siamo manguzziti, come si parla di matrimonio? Sciocca! Maria, Sì, zia. scusa Maria, ma perché sta premura di farli maritare? Rosario, io sono già marito e moglie. E allora perché sanno maritare un'altra volta? Appunto. E appunto! Ma appunto chi è? Tanto modo che è meglio, eh? Maria, Sì, zia. sono io troppo esaurita. Sì, zia, l'ho capito. Maria, Sì, zia. hai visto? Io ho combattere con chi sta che si era ingoglionita e con le altre bestie di mie figlie insieme. Hai capito? Hai sì. capito? Maria, Sì, zia. Sogno Sogno esaurita. esaurita, sì. ho capito. Maria. Sì, zia. A proposito, unne. Cui? Insieme, unne. Ah, là dentro. Ah, si chiude, ince? Ora lo faccio nascere io. E se non esce, parola mia, prima ci rompe con e poi rompe la porta. Prima rompe la porta e poi ci rompe con. No, zio, ti prego. I gonna ci puoi magari rompere, però portala a stare. Va bene. Anselmo! Anselmo! Pucci più, Io sogno papà, esci! pronto? Anselmo! ti parla? La mamma parla, esci fuori, piccola! Deputato, magari la mamma, pensa siamo. Vedi che stai in la porta intera, eh? Zio, ti fissassi in capotta. Esci sì o no? E invece che mi fai? Esci, calente te faccio. Rendi, ti facevo, esci! Ma signore miei, per cortesia, ma che sono tutte queste voci? Uno che è innamorato non può stare manco un minuto. Ma per favore, va, che te vinne. Amica, cugittina, non è più. Ma voi siete pazzi, ma un po' di educazione se la potessero insegnare. Ma non completo. Potete continuare. Anselmo, esci! Renecca, cosa fetozza! Minchia, non sapevo io che tenevo ammuzzicata stereofonica! Ai, basta! No, faccio chiudere, non scappo più da casa! No, io da casa ti ho fatto fare a bene! Tu e mio figlio va stare alla sua casa! Te l'hai visto con un ietto fuori! Basta! Senti, non te lo vengono a succata di bastonati perché non siamo in casa nostra, eh? Ma appena arriviamo in Non ci torno, io mi stai qua! mi sta tu con noi? Che ti pare che mi pinto tutto? No, zio, tu non ti pindi, ma io sì. Mio figliuzzo se ne viene a casa con me! Senti, ora aspettati e parliamo da uomo a uomo. Parliamo da uomo a uomo! Rosario, dove stai venuto tu? E allora? Un è stato appena che metti sti incinta, te ince?
Ma come Alessia? Chissà come schifio si chiama chi si trova. È in galera, lo vuoi capire che è in galera? Se chi picchia incinta? Rosario, non te ne pigliare! Ah, mi sono incinta perché è in galera? Ah, mi sono in galera perché è incinta? Tanti modo, Poi vi spiego, zio, non vi preoccupate perché non è affatto incinta. Meno male, va, meno male. Grazie. Sì, Carmelo. Grazie. Sì. Vieni, mettilo in cucina. Ciao zio. Ciao Carmelo, ciao. Ciao, Carmelo. Senti, ora mi in casa perché ci ha mandato troppo di sciupo, forza, ricogli le barattine. Zio, quale disturbo? Che stai un po' di scacciata, due crispetti. Ne mangiamo tutti assieme e festeggiamo l'anno nuovo. No, Carmelo, lascia stare perché c'è la bocca male come vedremo, lascia stare. Forza, ricogli le barattine. Io poi, zia, io sono poi esaurita. Ciao, poi esaurita. Senti, ora mangiamo tutti assieme, io andando mi controllo il numero dell'otto. Ma sento, ma sono esaurita. Non giocate, mi figli. Quali sono i numeri per giocare, Carmelo? Zio, mi dice giocare. Allora, li faccio a memoria. La prima è 5, 45 e 50. La seconda è 2, 25, 48 e 90. Tenne qua dentro. Bravo, tendi, bravo. Ernesto. Non sta ancora il numero, non Gesù. Maria, vuoi una mano? Beh, sarebbe carino. Zio, vieni pure tu che il momento è solenne. Sì, su. Allora, niente, da prima mi scivo su 50, era ma seconda. Allora, Qual era il numero? 2, 25, 48 e 90. Tutte e quattro dice. Ne vedete tutte e quattro giorni. Io! Tutte e quattro, quanti nonno, grazie, nonno! Ciao, grazie più e mia nonna! Maria, 400 euro! Questo dobbiamo festeggiare! Sì, festeggiare. Vediamo! No, venite pure voi che dobbiamo festeggiare con 400 zio, la tua in chiuso, io sono emozionato! Fammi un biglietto, dov'è il biglietto? Biglietto, sì! Fammi la vedi, dov'è il biglietto? Lo voglio vedere, così lo incorniciamo in un quadro gigantesco. Dov'è il biglietto, Carmelo? Carmelo, dov'è il biglietto? Carmelo? Carmelo, che hai? Carmelo, dov'è il biglietto? Ti prego, non mi fare scherzi, perché stavolta ti ammazzo veramente. Dov'è il biglietto? no, lo faccio, devo mi secca, no. Dov'è? Dov'è? Nonno! Nonno, mi scegà un biglietto! Qui è, che fu? Chi sta... Nonno, un biglietto! Un biglietto! Quale biglietto? Che non mi sono cassu! Nonno! Un scegà! E vabbè, Carmelo, non ti preoccupare, non sto cercando, forza, prendiamo! Ma come Io sono uno! Oh, ma io non stavo capendo, ma che mi state contando? Bimbi sono di carta cascicai, che avete? Uno! Uno! Solo uno! L'altro biglietto, nonno! L'altro biglietto, Sto contando! non mi
compro il biglietto. No, anzi a trovare io sto biglietto, che mirate? Ma tu chi c'è? E tu chi c'è? Sì, Anselmo, c'entra sempre! Carusi, avete culo. Primo, perché non hanno scegato il biglietto che non valeva niente. E secondo, perché un biglietto che è buono, che vale 400.000 euro. L'ho salvato io. A noi che vogliamo stessa fine dell'altro. E perciò pretendo la metà della vincita. Mi tocca di diritto. Anselmo, ti faremo un regalo bellissimo, però tu tornarci il biglietto. Quale regalo? A che si scema? La metà. Tornici sto biglietto, stai sarebbe? No! E va bene, ti daremo la metà della vincita, però dammelo. Brava, aspetta. Ci voglio io a pigliare i soldi. Ah, poi se tu comportate buono che tu non la vostra metà. Finisci, la disgraziata! No!